Buongiorno a tutti, le campane stanno terminando di suonare, quindi possiamo cominciare a parlare. Innanzitutto grazie per essere intervenuti a questo 34esimo concerto meridiano. Cos'è il concerto meridiano? Il concerto meridiano è organizzato da Rotary Club Vittorio Veneto e Rotary Club di Conegliano. Sono invitati delle scuole di musica per far vedere e per far suonare i ragazzi davanti a un pubblico, quindi cominciare a abituarli al discorso di fronte a qualcuno. Oggi abbiamo il liceo Marconi, sezione musicale di Conegliano. Sono 5-6 ragazzi accompagnati dal professor Saporiti. Sono in forma gratuita perché vogliamo proprio che possano partecipare chiunque a questa cosa. Vengono poi sovvenzionati dai due Rotary e poi vi raccomando, all'uscita c'è una cassettina, se qualcuno mette anche qualcosina fa bene a questi ragazzi. Innanzitutto dobbiamo ringraziare il comune di Conegliano che ci mette a disposizione queste sale e il comune e la parrocchia del Duomo di Conegliano che ci ospita sia in Duomo sia in sala dei battuti. Praticamente siamo in ripresa diretta tramite la Vive TV, che si può poi, adesso in ripresa diretta e poi chi volesse rivedere in YouTube si rivede tutta quanta la trasmissione. Direi di far cominciare i ragazzi, quindi venite pure.
buongiorno, un ringraziamento al Presidente e ai ragazzi del Liceo Marconi di Conegliano, in particolare questi studenti lo sono delle classi dei corsi di flauto, di pianoforte e di laboratorio di musica d'insieme curato dalla professoressa Michela Manaigo, oggi impegnata in altra sede. L'elemento centrale di questo momento musicale è il flauto. Ascolteremo i ragazzi suonare in due diverse formazioni, come già successo nella formazione in trio pianoforte e due flauti, e in quartetto di flauti, due formazioni piuttosto inusuali. Il programma prevede un ambito che va dal Settecento con Telemann, un contemporaneo di Bach, fino al Novecento inoltrato con un compositore russo di nome Cherepnin, ciascuno dei quali mette in rilievo le caratteristiche dello strumento, in particolare la cantabilità, l'agilità, diciamo pure il virtuosismo e anche la dolcezza. Ora parlare in questa maniera velocemente per categorie è un po' imbarazzante, insomma diciamo che se si può trovare un elemento comune a tutti questi diversi linguaggi, potremmo indicare quello del divertissement, insomma del gioco. Quindi elemento centrale il flauto, ma dimenticavo che il flauto sarà supportato da due talentuose pianiste che appunto accompagneranno i brani in trio, uno tra l'altro, avete già ascoltato. E quindi sotto l'insegna del divertissement ci auguriamo che questo gioco possa divertire e trascorrere per tutti un buon momento. Grazie per il vostro ascolto. Ho dimenticato di riferire una cosa, anche non penso ce ne sia bisogno, quello naturalmente di tenere i cellulari spenti o silenziati. Non ho nominato i ragazzi, ma troverete i loro nomi dichiarati nel programma.
ragazzi, complimenti, veramente bravi. Vi diamo anche un attestato di partecipazione che spero vi sia gradito, e va per ordine alfabetico, quindi loro potete anche capire chi ha suonato. Diego Arismendi, grazie per il spero sia ribadisco ancora la gratuità della cosa, però ripeto ancora, se qualcuno dopo c'è un piccolo uovo è sempre benvenuto. Inoltre vicino alla cassettina dove potete vedere qualche soldino c'è un foglio di posta elettronica. Chi volesse ricevere per posta elettronica i vari appuntamenti della proseguo della nata è pregato di segnarselo. E io approfitto per dirvi che già domenica prossima, 7 giugno, la scuola Clara Schumann porterà i suoi allievi e saremo presenti all'Adrone del Palazzo Sarcinelli, una location bellissima anche quella. Vi prego di partecipare numerosi e grazie ancora e buona giornata. Grazie.